Ciao e benvenuti in questo nuovo video, sono Federico ed oggi mi trovo ad Arqua Petrarca, uno dei borghi più belli d'Italia, un borgo medievale incredibile, punto di partenza del giro di oggi. Infatti andrò a fare dei sentieri incredibili nei Colli Ungani per portarvi fino alla preistoria, in mezzo ai dinosauri. Questo e molto altro nel giro di oggi, allora venite con me per scoprirlo. In questo borgo medievale sembra che il tempo si sia fermato. È incredibile come si fa un tuffo nel passato, famoso perché qui Francesco Petrarca, un noto poeta, scrittore e filosofo italiano. Qui troviamo anche la sua casa, è visitabile, ma oltre a questo c'è anche la bellissima chiesa della Santa Maria Assunta o anche il laghetto Costa, sito UNESCO e molto altro qui nei Colli Ungani. Immerso nel verde dei Colli Ungani non posso non raccontarvi la loro storia. I Colli Ungani sono nati una quarantina di milioni di anni fa. Sono di origine vulcanica, circa un centinaio di volumi conici, tutti diversi tra loro. Al massimo raggiungono i 600 metri. Parco regionale dei Colli Ungani dal 1989, questo serve sia per tutelare l'ambiente ma anche per valorizzarne l'aspetto turistico. E che dire, è favoloso il panorama, è favoloso in mezzo a questo verde di questi Colli Ungani, qui nel mezzo della pianura veneta. Troviamo anche questi totem illustrativi, ci sono diversi percorsi che si possono fare anche a piedi e grazie a queste informazioni capiamo anche dove ci troviamo e le bellezze che possiamo osservare in queste zone. E lungo il percorso vado anche a incrociare il cammino di Sant'Antonio. Il percorso di oggi avrà una lunghezza di 35 km, 900 metri di dislivello, salite mai impegnative per lunghezza e pendenza. Andremo a fare la parte meridionale dei Colli Ungani tra Arqua, Petrarca e Calaone. Troveremo sentieri molto ampi, comodi, si praticano sia mountain bike, trekking. Mountain bike ha preso piede solo negli ultimi 20 anni e va a praticare generalmente sentieri che una volta erano solo escursionistici o da trekking. Nata nei fine anni 70 da Joe Breeze, americano, che modificò una bici da corsa con un telaio più robusto e delle gomme più larghe. Preso piede qui attorno agli anni 2000, negli ultimi anni c'è stato un picco di sportivi che hanno deciso di intraprendere questa disciplina per entrare a pieno contatto con la natura.
Partendo da Arqua, denominata Petrarca perché ci visse negli ultimi anni di vita lo scrittore e poeta, andando poi verso il Monte Calbarina, facendo poi la salita dei 7 guadi. I guadi sono quei passaggi attraverso l'acqua che si possono fare a piedi, non percorribili in tutto l'anno. Oggi ho trovato completamente in secca, quindi è stato facilmente percorribile, per arrivare alla cima del Monte Fasolo, da dove ho ammirato un panorama incredibile. Adesso vado a fare una bella discesa variegata, se si può dire, per raggiungere il parco geopaleontologico. Sembra quasi uno scioglilingua, e allora mi addentro. Trovo anche un piccolo tratto di qualche decina di metri da fare a piedi. Wow, ed è bello pendente, ma questo fa parte del gioco di noi biker. La prossima bici sicuramente con tubo telescopico. Abbasso la sella, devo affrontare una bellissima discesa. Oh, è bellissimo! Yeah! Come un bambino al parco giochi. Mi trovo al secondo punto di interesse di oggi. Qui alle mie spalle il Monte Cinto. Si può vedere sulla sua parete 2 tipi di roccia, la roccia biancone e la roccia rossa. Sono le 2 principali rocce che si trovano qui, semplificando, nei colli Ugani, quella magmatica e quella sedimentaria. Da queste rocce calcaree poi venivano lavorate, un lavoro durissimo in cava, dove attraverso questi binari e i carrelli venivano successivamente portati alle bocche dei forni per produrre la calce. Ora in questi forni dell'Ottocento è stato creato un museo, Cava Bomba, dove si possono osservare all'interno sia gli utensili, gli arnesi che venivano utilizzati all'epoca per produrre questa calce, e anche si possono trovare dei minerali fossili. Infatti nel 74 alcuni naturalisti hanno scoperto dei fossili marini in queste zone e si è deciso quindi di valorizzarlo con un museo. Il mio percorso continua perché ci sono altre sorprese, venite con me. Lungo il percorso, qui a Cava Bomba, trovo anche i dinosauri, per attrarre anche i più giovani e le scolaresche chiaramente al mondo della preistoria. Continuo il giro. Di certo solo i Flintstone potevano permettersi animali di questo tipo in giardino. Una bella ripresa in salita oggi non l'avevo fatta. Passato Cava Bomba mi dirigo per Calaone, poi Baone, 2 piccole frazioni. Oggi il paesaggio è da 10 sentieri sempre comodi oggi rispetto ad altri che ho fatto in altri video, per dirigermi di nuovo al punto di partenza. Sono i 4 quinti, ottimo anche come divertimento oggi. Ci sono bellissimi single track e belle discese veloci, tutto valorizzato da un panorama e un paesaggio inaspettato qui nel Padovano e nel cuore del Veneto. Contento di farvelo scoprire oggi in piccola parte, in quanto sono 22.000 ettari di parco regionale dei Colli Ugani.
panorama di oggi è favoloso. Questi Colli Euganei mi hanno regalato tantissime emozioni, partendo da Arqua, spettacolare centro medievale, incredibile da visitare, da camminarci a piedi, per arrivare alle cave bomba, ma per percorrere bellissimi sentieri di vario tipo qui nei Colli Euganei. È stata un'esperienza incredibile. Il Veneto regala sempre, come in tutta Italia, non voglio fare distinzioni, sono un po' di parte, ma è veramente fantastico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Al prossimo, ciao da Federico.